Abbiamo già un ritardo di 3 ore e mezza. Niente, il rammarico è che probabilmente non avremmo neanche diritto ad eventuali rimborsi, perché la compagnia aerea Ryanair girerà le responsabilità all'aeroporto di Treviso, quindi diciamo che tutti questi disagi chi li pagherà? Questo l'interrogativo di molti passeggeri in una delle giornate più difficili nella storia recente del Canova, riaperto alle 16:58 dopo uno stop di quasi 6 ore causato dal fuoripista del Piper proveniente da Oltralpe. Da un lato il sospiro di sollievo perché nessuno si è fatto male, dall'altro un malumore serpeggiante tra ritardi e mancate comunicazioni. Non è una buona notizia, sono arrivato con la mia famiglia, diretto a Tirana. Prima era alle 13:30, dopo 14:30 e adesso 15:30, quindi adesso non lo sappiamo ancora. I nostri voli per il momento sembra che partano ancora da qua. Speriamo bene. Alla fine a fare i conti è la stessa Air 3, società che ha in gestione lo scalo. Oltre ai 3 voli dirottati per Nebbia Venezia nella prima parte del mattino, ritardi si sono registrati per le destinazioni di Tirana, Malaga, Marrakech. I passeggeri in arrivo da Tenerife, Malta e Vienna sono stati fatti atterrare al Marco Polo e portati a Treviso con bus a navetta. Più che altro sono tante ore che siamo qui e stiamo aspettando che ci dicano che i pullman ci porteranno al Marco Polo, perché è inevitabile, andremo tutti al Marco Polo. Da qui non parte più nulla ormai. Le comunicazioni come sono state? Hanno lasciato a desiderare molto molto. Dopo 2 ore e mezza ci hanno dato un voucher da 4 euro, si è presa una Coca-Cola, un ciunciolino, però voglio dire ragazzi, dalle 11 che siamo qui se ne può più. Va bene dai, può succedere, l'importante è che non si è fatto male a nessuno, via.